benvenuti al punto, benvenuto a Telefriuli e benvenuto al sindaco, il nuovo sindaco di Cervignano del Friuli, Andrea Balducci. Benvenuto sindaco. Buongiorno, grazie. Allora, una vittoria strepitosa, attesa da anni e anni, insomma la roccaforte della sinistra è crollata e naturalmente voi avete fatto una squadra coesa che adesso deve governare il dopo a Cervignano. Quindi sindaco, come siamo? Ma sì, diciamo che è stata, come abbiamo detto più volte, una vittoria inaspettata che alcuni hanno definito storica proprio perché viene dopo 30 anni e più di predominio della sinistra. Diciamo che come qualcuno ha rilevato la partita probabilmente avrebbe avuto un esito identico anche se le formazioni in campo fossero state due, perché questa partita giungeva alla fine di un ciclo che a tutti, a molti osservatori pareva essersi concluso. Noi ci siamo presentati in modo convinto con un programma che è coerente, al quale abbiamo lavorato col nostro modo di vedere un nuovo sviluppo di Cervignano, al quale abbiamo lavorato per un decennio, poi non c'è stata la possibilità per presentarci nelle precedenti 2 tornate elettorali e in questa abbiamo anche colto l'opportunità di incrociarci con l'uscente opposizione, sempre di matrice centrodestra, con la quale abbiamo trovato una sintonia. Un'intesa, insomma, ecco. Allora, programma, squadra fatta, no? Naturalmente. Squadra fatta, squadra sì. fatta e il programma qual è a questo punto? Allora, il programma rappresenta un forte elemento di discontinuità con quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni. Mentre gli ultimi 30 anni hanno visto una politica urbanistica espansiva, forse al di là di ogni ragionevole programmazione, e anche secondo noi con uno sviluppo disorganico e soprattutto disordinato, noi puntiamo invece sul tema della rigenerazione urbana, quindi noi diciamo stop al consumo di territorio e diciamo anche al riutilizzo del patrimonio. Un nuovo piano urbanistico che dia un po' un impulso diverso a Cervignano, Esatto. Un ammodernamento del territorio. Ecco. Esatto, ma che non veda nuove zone di espansione residenziale, artigianale o commerciale, perché abbiamo già superfici già individuate urbanisticamente che al momento sono libere. Quindi un'attenzione diciamo più concreta all'ambiente, Esatto. al territorio, alla Esatto. salvaguardia dello stesso, Esatto. insomma, no? Noi riteniamo che il nostro territorio vada un po' ristorato per quanto abbiamo consumato in maniera forse sconsiderata in questi ultimi anni. Da dire che Cervignano è un punto di riferimento per tutta la Bassa, no? Quindi tutti stanno aspettando un momentino i primi passi della vostra amministrazione per agire anche di conseguenza, perché il prossimo anno ci saranno delle elezioni diciamo, più corpose, quasi tutti i comuni vanno, e per cui tutta la Bassa si sta interrogando un momentino. Diceva lei appunto il ciclo della sinistra lì era finito, per cui c'era qualcosa di nuovo. Ho visto che anche dal punto di vista della trasparenza, seppur da vista mediatico ha funzionato molto bene, avete fatto questo consiglio comunale in piazza. No? Come è nata l'idea, che è un'idea diciamo così bella, intelligente, simpatica anche, no? Diciamo che l'avevamo già prevista nel nostro programma elettorale. Il tempo vi ha aiutato anche. Il tempo ci ha aiutato. Sì. L'avevamo prevista nel nostro programma elettorale quando parlavamo di attività che coinvolgessero maggiormente il cittadino in termini di partecipazione attiva. Abbiamo voluto lanciare questo segnale proprio per dire guardate che ci siamo e vogliamo che il cittadino non deleghi ma anche partecipi attivamente. Quindi abbiamo previsto anche nel prossimo futuro, compatibilmente con il regolamento comunale, un consiglio comunale itinerante che approdi anche nelle frazioni. E quindi anche per la partecipazione, se la montagna si dice ma aumento va la montagna, questo è il concetto. Come si suol dire, insomma. Ecco. Esatto, ecco. Questo è il concetto. Quindi insomma, bene. Allora, la squadra è pronta, ecco. Un numero 2, diciamo numero 2, il vice sindaco è una donna, mi pare di aver capito, per cui avete rispettato anche, diciamo così, i parametri che la legge impone, e poi altri referati? Diciamo che noi abbiamo assegnato i referati in base alla competenza
e non in base alle preferenze. Diciamo all'esperienza delle persone. Esatto, insomma, esperienza, professionalità e competenza nei singoli. D'altronde adesso nei comuni ci vuole la politica, ma ci vuole anche l'esperienza pragmatica di chi magari gestisce un po' le cose. Esatto, no? esatto, Ecco, esatto. diceva prima per il piano urbanistico, la viabilità rimarrà tale e quale? Perché la viabilità a Cervignano ha qualche... No? Allora, la viabilità, il punto cruciale, da anni, tema di dibattito acceso, la famosa 352 VAR, quella tangenziale che da Strassoldo dovrebbe portare, superare Terzo di Aquileia e dovrebbe portare alla rotatoria. Che è abbastanza trafficata, tra parentesi. È abbastanza, è abbastanza trafficata, e soprattutto nel periodo estivo. Dovrebbe collegare la rotatoria di Villa Mori in prossimità di Terzo alla rotatoria del turista, così denominata, che ricongiunge questo tratto alla statale 14. Lì c'è questo famoso attraversamento dell'Obiz, questa località che ha vocazione, storicamente vocazione agricola, che verrebbe in qualche modo pesantemente danneggiata. Noi, così come tutte le altre forze in campo, pur con qualche contraddizione che non voglio qui sottolineare, siamo contrari a questo tratto, appunto perché avrebbe un impatto molto pesante con il paesaggio, e quindi ci siamo resi disponibili a colloquiare, a dialogare con gli enti interessati, regioni, comuni limitrofi, per trovare una soluzione alternativa meno impattante. La viabilità interna, secondo noi, dovrebbe avere caratteristiche molto diverse, puntando sulla mobilità dolce, quindi sulla ciclabilità. Stiamo ultimando la redazione del Bici Plan e partecipiamo ad un progetto promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che prevede una ciclabilità diffusa per tutto il territorio della Bassa Friulana. Quindi praticamente dovete colloquiare con tutti i comuni, riprendere un po'... Tra parentesi, avete anche delle convenzioni in atto, no? Che resteranno tali. Sì, perché qualcuno non voleva... Proprio... Diciamo di sì, che c'è l'intenzione da parte di qualche comune, ad esempio, di sganciarsi dal servizio di polizia locale, però noi riteniamo che queste convenzioni che mettono assieme più comuni per raccordare alcuni servizi, insomma, sia irrinunciabile, quindi manterremo sì, questo... anche la colorazione, anche perché adesso il personale, non so come siete voi col personale, Esatto, ma tutti i comuni soffrono perché molti vanno in quiescenza, poi c'è la questione dei segretari comunali, la questione del PNRR che qualcuno deve in qualche modo farsi carico. Esatto. Cioè ci sono delle incombenze che mettono a dura prova la burocrazia comunale, ma anche le scelte politiche, no? Esatto, Come siete con il personale, quindi? Ma col personale adesso c'è la pianta organica prevede una qualche nuova assunzione, noi prevediamo di coprire ancora qualche... Siamo in fase ancora di ricognizione. Ma comunque prevedete un po' di mettere a posto dove... Esatto, ci sono alcune falle nella mappa dell'organizzazione del personale che vanno sicuramente riempite, colmate, in modo tale da dare completezza al quadro del personale e che dia maggior funzionalità alla macchina amministrativa. E poi avrete sicuramente, come tutti, insomma, preso il bilancio, perché in qualche modo il bilancio tiene conto della questione energetica che è cambiata, quindi dal punto di vista economico e anche sociale, perché le famiglie soffriranno, no? Quindi un occhio in questo punto sarà come si dice, duopo. Bisogna comunque, no? Ha toccato due punti molto importanti, perché ad esempio la bolletta energetica del comune lo scorso anno era di 326.000 euro e gli uffici, durante questa attività di ricognizione che abbiamo fatto in questi giorni, proprio ci dicevano che per l'anno in corso è stato previsto il raddoppio, quindi parliamo di 650.000 euro solo per la bolletta energetica relativa all'elettricità.
Per quanto riguarda il comparto socioassistenziale, non lo diciamo noi, lo dicono tutti, c'è stato un aggravarsi della condizione, soprattutto nelle fasce che riguardano gli anziani e i giovani, con episodi di manifesta devianza in quest'ultima categoria e con una istituzionalizzazione delle persone anziane che hanno bisogno di... D'altronde Cervignano è una cittadina che ha molti abitanti, oltre, mi pare che siamo 13.000, insomma. Sì, 13.500. Quindi anche poi c'è tutto l'indotto, la gente che va, che lavora, che è anche sul posto. No? Esatto. Ecco, avete delle opere che la precedente amministrazione ha iniziato che voi volete terminare o cambiare? Mi pare che c'era qualcosa di grosso, se non sbaglio. No, allora qui noi abbiamo voluto dare anche in questo caso un segnale di fortissima discontinuità. C'è l'area strategica della ex caserma Monte Pasubio, parliamo di più di 100.000 metri quadri. Mi riferivo a questa, sì. Che sono posti al centro proprio del nostro tessuto urbano, che l'amministrazione precedente voleva utilizzare per concentrare servizi rappresentati dalla piscina, dalla nuova ASL, da 2 scuole, da una palestra, mentre noi, in linea con questo concetto di rigenerazione urbana, che è un'idea semplice ma allo stesso tempo rivoluzionaria, abbiamo deciso di demolire e dedicare quest'area a parco urbano, così come... Quindi niente complesso di servizi, ma parco urbano, quindi il complesso di servizi avrà... Esatto, andare dislocato. Noi abbiamo questa idea di Cervignano come città dai tanti centri, cioè non vogliamo una concentrazione di servizi all'interno di una stessa area che produrrebbe anche evidentemente una congestione del traffico. Ma dislocare insomma in più posti. Esatto. Ecco, in chiusura di chiacchierata, che ringrazio il sindaco di Cervignano augurando buon lavoro, c'è qualche evento particolare per venire adesso a Cervignano? Perché insomma l'estate... Noi siamo entrati in corsa e non più tardi di ieri sera abbiamo avuto un incontro per quanto riguarda il Festival del Coraggio, che è una bella iniziativa avviata dalla precedente amministrazione che noi vogliamo continuare, perché non tutto... Sì, le cose buone che voi ritenete tali insomma vanno avanti. Esatto. Poi noi abbiamo un'idea che riteniamo in qualche modo innovativa e che abbiamo voluto schematizzare con questo format 12 mesi, 12 eventi. Cioè noi diciamo Cervignano ha bisogno di essere rivitalizzata, per ritornare capoluogo della Bassa Friulana deve essere attraente ed attrattiva. Quindi noi abbiamo pensato questa formula per dire voi che abitate nei comuni limitrofi prestate attenzione, perché a Cervignano dal prossimo anno ogni mese ci sarà un fine settimana o una settimana a tema, pensiamo al Film Festival, pensiamo al Festival del Coraggio, pensiamo ad una nuova iniziativa sul tema dei libri, un rilancio culturale. Culturale e anche in termini ludico-ricreativi. Sì, ma anche dal punto di vista economico non guasta. Esatto. Bene, allora grazie ad Andrea Balducci, nuovo sindaco di Cervignano, tanti auguri a lui e alla sua amministrazione e a tutti i cittadini di Cervignano. Naturalmente noi ci vediamo alla prossima con un altro primo cittadino. Mandi.